tanta rabbia tra i lavoratori dell'ATP, l'azienda di trasporto pubblico extraurbano della provincia di Padova, fallita il 9 gennaio scorso. Nell'imminenza del licenziamento di 476 dipendenti e sotto la minaccia della paralisi definitiva dal 30 di questo mese degli autobus che servono 30.000 utenti nel Padovano, i lavoratori hanno tentato la carta estrema dell'ennesima manifestazione di protesta, sfilando per le vie del centro cittadino fino alla prefettura in piazza Antenore, dove si è svolto un teso confronto fra dipendenti, organizzazioni sindacali, portavoce della provincia. I sindacati sostengono che l'amministrazione provinciale e la regione si siano chiamate fuori dalla questione. Il vicepresidente della provincia Ongaro ha però replicato che è la provincia la prima a sentirsi abbandonata da Roma. Vista dalla capitale, la drammatica situazione dell'ATP appare del tutto marginale, dichiara. E qualcuno intanto, ha aggiunto Ongaro, starebbe manovrando per rilevare l'azienda per una zucca di latte. Pare di cogliere in queste parole un'allusione alle imprese di trasporti privata Sita. Mentre a Palazzo Santo Stefano i dipendenti manifestavano e la tensione era in continuo crescendo, l'amministrazione provinciale ha annunciato che rimetteva le deleghe della gestione del trasporto pubblico. Per martedì prossimo la Regione riunirà la Commissione Trasporti, ma sarà troppo tardi. Da lunedì 29 i 477 dipendenti saranno senza lavoro. Gabriella Basso. Sono giunti in massa stamane di buonore i dipendenti dell'ATP a Palazzo Santo Stefano. La giornata uggiosa ancora di più sottolineava la rabbia e il senso di frustrazione che animava i dipendenti in sciopero dalle 7.30 alle 16.30 di quest'oggi. Una rabbia e un senso di impotenza che è aumentato via via nel corso dell'incontro con il presidente della provincia Barbieri e il vicepresidente Ongaro, allorché hanno annunciato, quale estremo atto, di rimettere alla Regione Veneto le deleghe per l'amministrazione del trasporto pubblico, il che vuol dire, come recita il comunicato inviato alla Regione, che, cari signori, noi non possiamo fare più di così, e constata la mancanza di spazi per un ulteriore ruolo della provincia nel determinare soluzioni positive. Onde per cui la palla passa alla Regione. Si chiede poi che la Regione stessa si attivi affinché vengano revocati i licenziamenti, le lettere però sono già pronte a partire, e la prosecuzione dell'esercizio provvisorio. La tensione in sala consigliare a Palazzo Santo Stefano si poteva tagliare col coltello. I dipendenti hanno accusato l'amministrazione di una mancanza di volontà politica di trovare un'alternativa. Perché non si è più parlato di un ingresso dell'ACAP, incalzano i lavoratori. Il presidente della municipalizzata Malesani non si è fatto mai sentire, hanno ribattuto gli amministratori. Gli animi si scaldano, per i dipendenti ATP non è una risposta accettabile, loro stanno rischiando il posto di lavoro. Accettare le proposte della SITA di ristrutturazione poi significherebbe tornare indietro di 25 anni ai tempi della Siamic, con nastri di lavoro di 14 ore, con lunghi tempi morti da utilizzare per la manutenzione dei pullman e una sensibile riduzione degli stipendi. Baldin della CISL va giù pesante e chiede cosa succederà martedì prossimo a Piazzale Boschetti, quando i 477 lavoratori saranno senza lavoro. Si prepara una dura lotta, mentre la CGIL più morbida chiede chi si assumerà la responsabilità di vietare la guida dei pullman martedì, mentre la Regione Veneto ha risposto che convocherà proprio per martedì la Commissione Consigliare Trasporti, l'ennesima presa in giro. Poche ma precise le parole del presidente della provincia Giuseppe Barbieri e del suo vice Roberto Ongaro. La situazione è questa: la provincia non abbandonerà certo i lavoratori, ma aspetta alla regione districare l'ingrovigliata matassa. Diciamo che la consegna delle deleghe non è stata conseguenza dell'assedio, anzi il confronto con i lavoratori ci ha portato a chiarire che la posizione della provincia è stata una posizione molto chiara, che la provincia ha lavorato intensamente e duro per addivenire ad una soluzione. Nel momento in cui questa soluzione non è stata percorribile perché risorse finanziarie che a noi non competono ma competono ad altri non ci sono pervenute, a quel punto ogni strada non era più praticabile. Non potrebbe essere un atto unilaterale questo della Giunta? Non doveva passare in Consiglio questa decisione di rimettere le deleghe? Ma no, io credo che se questo c'è necessità di farlo, lo faremo sotto l'aspetto formale. A me pare che questo sia l'aspetto sostanziale e il dato proprio dell'emergenza vada nel senso che dobbiamo attenerci più all'aspetto sostanziale che all'aspetto formale. I lavoratori vi hanno accusato di una mancanza di volontà politica. Effettivamente in questi ultimi tempi, dopo tanti mesi di trattative, la soluzione non c'è. La soluzione politica che è stata determinata anche in Consiglio provinciale andava in una direzione precisa, che è quella di una società pubblica. Su questa società noi dobbiamo avere però i mezzi finanziari necessari. La provincia non ne dispone assolutamente, anzi è in una situazione economica pesantissima proprio per la vecchia ATP.
E questo determina che per quanto riguarda le soluzioni future o c'è un intervento pesante della Regione oppure non c'è soluzione politica, cioè subentra necessariamente qualche altro interlocutore. Allora la soluzione politica in questo momento può venire solamente dalla Regione del Veneto.